Liceali sotto esame, non di italiano, matematica o filosofia, bensì di idoneità. Proprio così, idoneità per diventare futuri donatori del sangue. Ben 59 ragazzi e ragazze, diciottenni del liceo Berto di Mogliano, si sono sottoposti all'iter necessario, prelievo del sangue e visita medica, per stabilire se potenzialmente potranno diventare donatori. Un successo al di sopra di ogni aspettativa al termine di un percorso fatto con le quarte e le quinte del liceo ormai da 2 anni e che speriamo continui così, ma di senz'altro oggi è già un gran risultato. I ragazzi spesso non sono come vengono descritti, ma sono solo delle persone che hanno bisogno di conoscere e questo è il nostro obiettivo. Un plauso all'iniziativa dell'Avis di Mogliano arriva anche dal presidente provinciale. Insegnare ai nostri giovani uno stile di vita che poi deve essere una compagna di vita, questo stile di vita per avvicinarli alla donazione e all'altruismo credo sia una cosa importante da fare come cittadini, come genitori, come nonni, come tutto. Iniziativa che ha coinvolto i ragazzi ma che ha visto partecipi anche i professori come Monica Vianello, docente di scienze, che non si è tirata indietro e ha prestato il braccio alla causa dell'Avis. Spero di poter risultare idonea e devo dire che mi sono sentita proprio bene, come raccontavano tutte le persone dell'Avis che hanno lavorato con noi, si esce con più ricchi di prima sicuramente. È stata un'esperienza molto bella anche per me. E lo spirito era quello soprattutto di fare un gesto di solidarietà e anche di insegnare ai ragazzi che si può donare e si può farlo con un piccolissimo sforzo, ma facendo qualcosa di molto importante per tutti. I ragazzi diventano quest'anno maggiorenni e quindi possono capire che essere maggiorenni non è solo farsi la patente di guida, ma è soprattutto imparare la responsabilità che abbiamo verso gli altri. Molti volontari dell'Avis di Mogliano che hanno accolto i ragazzi, spiegato loro l'iter della giornata e offerto brioche e panini post prelievo. Per me essere donatore significa fare un gesto volontario e bellissimo, che è quello di dare qualcosa di mio, che è in questo caso il sangue, a gente che ne ha bisogno. E loro, i protagonisti, qualche esitazione di fronte al lago, ma la consapevolezza di un gesto di generosità che, se risulteranno idonei, farà di loro un dono per gli altri, come sperano Francesca e Francesco. Significherebbe poter aiutare tante altre persone che hanno bisogno. Infine il sangue è una cosa che accomuna tutte le persone, quindi donarlo è un gesto anche per gli altri e poi non si sa mai se in futuro si può avere bisogno anche noi stessi di sangue. Quindi. Beh, sicuramente comunque una grande emozione, far parte comunque di un'associazione che aiuta le persone senza scopo di lucro e comunque dare una mano alla società in qualche modo è per me una cosa ottima, per dimostrare appunto che noi ragazzi comunque possiamo dare un gran contributo alla società e aiutare le persone che stanno peggio di noi.